alza e spara la prima tripla di stagione. A convertire questi falli a cronometro fermo e così può spingere sull'acceleratore la squadra di casa con un grande reverse in contropiede. La pallacanestro Senori concede però il centro a Pireda che si arresta e viene stoppato da un ottimo intervento di Giuseppe Amata, permettendo ai suoi di respirare. Marella però non vuole aspettare e decide di sferrare la terza tripla di serata. A 6 punti Uzzano in palleggio, anche lui vuole attaccare il centro, scarica fuori per Russo, piedi per terra, tripla con fallo per Andrea Russo dalla sua mattonella.